Arriva dal Kenya il nuovo re della mezza di Treviso, Centro Marca Banca. Si chiama Dickson Simba Nyakundi e ha corso in 1 ora e 39 secondi, migliorando di 46 secondi il record della gara che dal 2016 apparteneva al connazionale Mwangi. Nessuna sorpresa, Nyakundi, 27 anni, arrivato giovedì dal Kenya per essere protagonista a Treviso, era il grande favorito della gara e non ha tradito le attese. Al 7° chilometro, poco oltre la sede della provincia, ha allungato la falcata, staccando tutti e proseguendo in solitaria sino all'arrivo, su un ritmo ampiamente inferiore ai 3 minuti al chilometro. The race was very well organized. I'm very happy to go with the course record of this race. Actually, the race was very nice, although there was some parts of where they were windy and some rough road, but actually the race was perfect. Really have to come back when you invite me next year. Alla fine in Viale d'Alviano il podio è stato interamente africano, con il keniano Mwangi secondo e il gambiano d'adozione trentina Jaite terzo. Ai piedi del podio il primo italiano, il trevigiano Stefano Ghenda, specialista dei 3000 siepi, arrivato al traguardo in 1 ora 13:40. Non potevo mancare alla mezza della mia città, soprattutto perché Salvatore la organizza in maniera impeccabile e non potevo non venire. Al di là che facevo 5 minuti in più, 5 minuti in meno rispetto agli anni scorsi, questo non mi importava. Il percorso è molto molto veloce e quindi valeva la pena invitare gente di questo calibro, perché dà molta rilevanza alla mezza, e io sono sicuro che il prossimo anno, se quest'anno erano 1500 iscritti, il prossimo anno ne saranno ancora di più, perché tanta gente sarà attirata dal tempo del primo classificato e verranno, perché il percorso è molto molto veloce, lo assicuro. È stata anche la grande domenica di Manuela Bulf, 37enne bellunese di Trebona Gordino, dominatrice della gara femminile, che ha dedicato il successo ai suoi 4 figli. Manuela è un volto noto dell'atletica veneta, eccelle nelle corse in montagna e nei cross ed era alla sua prima mezza maratona. L'ha chiusa in 1 ora 20:14. Al suo fianco, sul podio, la trevigiana Elisa Comisso e la vicentina Tiziana Scorzato. Sinceramente avevo puntato a fare qualche minuto in meno, però essendo la prima mezza maratona che faccio in vita mia va bene così. Io di solito faccio mezzo fondo, quindi corsa campestre, corsa su strada, però non sopra i 10 km, a parte qualche gara di corsa in montagna. Un panorama bellissimo, la temperatura era ottima e mi sono proprio divertita. Ho faticato ma mi sono proprio divertita, è stato proprio bello. Nyakundi e Bulf si sono anche aggiudicati il secondo trofeo Cristian Tonellato, lo speciale riconoscimento dedicato alla memoria di un grande amico della mezza di Treviso. Cristian non c'è più, colpito da un malore durante un allenamento all'inizio del 2021, ma grazie all'impegno della moglie Alessandra il suo nome continua a vivere in abbinamento alla manifestazione che tanto aveva amato. Tra i 1800 partecipanti, in rappresentanza di 17 regioni italiane e 18 nazioni, anche il sindaco Mario Conte, affiancato dal direttore generale di Centro Marca Banca Claudio Alessandrini, alla sua prima mezza maratona, anche per confermare l'impegno dell'Istituto di Credito a sostegno degli eventi sul territorio. Vince l'amicizia, però forse un pelino più avanti arriva il direttore. Insieme si va molto lontano e col sindaco e con l'amministrazione condividiamo tanti bei progetti come questo, come questa manifestazione con Salvatore Bettiol per il benessere e per la salute dei nostri cittadini. Oggi è una giornata fantastica, il percorso bellissimo, abbiamo avuto anche il tempo dalla nostra parte, abbiamo avuto l'opportunità di rivedere la nostra bella città. Una giornata fantastica, li ringrazio davvero tutti, coloro che hanno partecipato, coloro che stanno lavorando e che lavoreranno, perché a festa finita loro continuano. Ringrazio Centro Marca Banca, perché ricordo che senza i partner non si potrebbero fare queste cose. Se poi il partner corre anche così forte, diciamo che è un compagno di squadra forte. Lo ringrazio, perché la verità che lui non vi dirà è che mi ha aspettato un pochino. Quest'anno alla mezza di Treviso è stata nuovamente aggiunta la 10 km a carattere non agonistico, che mancava dal 2019. Molti applausi anche per l'organizzatore Salvatore Bettiol, punto di riferimento di un team di quasi 200 volontari. Sono veramente soddisfatto, siamo soddisfatti, il mio staff
Abbiamo appena parlato adesso, siamo felicissimi e quindi un ringraziamento veramente di cuore a tutti i partecipanti, tutti i volontari, tutte le persone lungo il percorso, Polizia Municipale di vari 3 comuni, Treviso, Carbonera, Silea e tutte le persone che ci hanno aiutato per rendere questa manifestazione spettacolare. Una giornata, ci ha aiutato anche il sole e quindi veramente sono molto soddisfatto con il nuovo record. Quindi un grande tempo, poco più di 60 minuti per correre 21 km 0,97 metri, quindi una grande soddisfazione. Insomma, ringrazio anche la federazione che ci ha dato l'opportunità, che ci ha rimisurato il percorso 20 giorni fa, quindi un percorso rimisurato dalla federazione, dai giudici FIDAL, quindi un grazie di cuore a tutti quanti. Tra gli ospiti dell'evento anche l'olimpionica Gabriella Dorio, ora impegnata nell'attività di avviamento alla corsa promossa da Diadora, sponsor tecnico della mezza di Treviso. Siamo stati fermi tanto e quindi la gente ha bisogno di muoversi e la corsa è la cosa più naturale di questo mondo, l'importante è farla bene e magari farsi aiutare da qualcuno che sa come si fa a correre, quindi non improvvisate mai niente e fate le cose un passo alla volta. Prima di tutto ricordiamo il nostro sponsor tecnico Diadora che ci ha fornito le t-shirt molto bellissime quest'anno, bianche, con un bellissimo logo. Dopo anche il Centro Marca Banca che è stato il nostro main sponsor, assieme a tutti gli altri sponsor, quindi siamo veramente felicissimi.